festa a Tavuglia, in provincia di Pesaro, dove vive Valentino Rossi, ad attendere il nuovo re del Classifica finale stilata mediante la somma delle penalità conseguite nei due percorsi. In caso di parità sarà necessaria la disputa di un barrage. In campo Emanuela Bedini con l'inseparabile Desirée di San Benedetto, binomio già campione d'Italia. Sono 4 le penalità per Manuela Bedini e Desirée di San Benedetto, che dunque non si qualificano per il barrage, a cui hanno già avuto accesso i due irlandesi Harry Marshall in sella a Swansky e Eddie Dermody su Flavius Zeta. In campo per l'Italia Roberto Arioldi su Ghettina, una femmina di origine tedesca. Il primo percorso senza errori agli ostacoli, un tracciato ideato dallo chef de piste Raimondo Di Zeo, un tracciato piuttosto tecnico, affrontato nella circostanza da uno dei più stimati cavalieri azzurri. C'è comunque errore al primo elemento della doppia gabbia. Roberto Arioldi, reduce da una fortunata per i colori azzurri trasferta in Canada, assente proprio per la concomitanza dei due eventi ai campionati assoluti che si sono disputati ai pratoni del Vivaro. Sono 2 gli errori agli ostacoli per Roberto Arioldi, 8 penalità, sfuma dunque per lui la possibilità di accedere al barrage. Ora Gianni Govoni su Campsi, ovviamente si presenta al secondo giro con il percorso netto. 15 i binomi che sono riusciti a incasellare un pregiatissimo 0 dopo il primo tracciato. Gianni Govoni, cavaliere modenese di ormai provata esperienza, nato nel 1967, già campione juniores nel 1984, sua stagione di debutto ad alti livelli. Sta andando molto bene Campsi. Il binomio italiano ha superato anche la doppia gabbia, uno dei momenti cruciali del percorso, bene anche sul muro, superato anche il verticale in verde e giallo, ed è percorso netto per Gianni Govoni, dunque terzo binomio qualificato per il barrage. Si qualificano Harry Marshall, Irlanda, su Swansky, Eddie Dermody, un altro irlandese, su Flavius Zeta, e l'abbiamo appena visto Gianni Govoni con Campsi. In campo per il barrage Harry Marshall su Swansky. Vi ricordo che la lunghezza del percorso di questo barrage è di 310 metri, il tempo massimo di 47 secondi, il tempo limite di 94 secondi. Gli ostacoli sono l'1, 5, 6, 7 AB, 11 e 12 del percorso base, dunque 6 ostacoli per 7 salti, inclusa una combinazione, una gabbia. Conclude con 8 penalità Harry Marshall, cavaliere irlandese. Naturalmente occorre prestare attenzione anche al rilievo cronometrico, infatti in caso di ulteriore parità di penalità classificherà il tempo impiegato. 8 le penalità per Harry Marshall. Ora ci prova Eddie Dermody con Flavius Zeta. L'ultimo binomio che vedremo sarà quello costituito da Gianni Govoni e Campsi. Ovviamente il tifo del pubblico è tutto rivolto alla coppiata azzurra. C'è intanto errore all'elemento d'uscita di quella che è diventata una gabbia da parte di Eddie Dermody, qualche problema per arginare gli ardori del suo Flavius Zeta. L'andatura è anche piuttosto lenta, non c'è errore su questo rustico, c'è anche un'infrazione di tempo, infatti le penalità sono 5, di cui 4 agli ostacoli. Ed ora Gianni Govoni. In testa Eddie Dermody, Flavius Zeta con 5 penalità,
in seconda posizione. Per il momento Harry Marshall, altro irlandese su Zwanki, dunque può permettersi un errore rimanendo nel tempo Gianni Govoni, un errore che è già stato compiuto da Campsi, e dunque deve fare molta attenzione il cavaliere italiano se vuole aggiudicarsi questo Gran Premio del concorso ippico internazionale di Pinerolo, parte conclusiva del percorso per Gianni Govoni, che deve anche spingere sull'acceleratore. Ultimi ostacoli per Govoni, che va ad affrontare il rustico, non c'è errore e dunque 4 penalità, vince Gianni Govoni con Campsi. In seconda posizione Eddie Dermody, irlandese su Flavius Z, 5 penalità. In terza Harry Marshall, Irlanda, su Zwanki. Gianni Govoni, terzo agli assoluti nel 91, secondo nel 92 in squadra alle Olimpiadi nello stesso anno. Argento individuale e a squadre ai Giochi del Mediterraneo. Bronzo agli assoluti di Ala Birdi nel 94 con Aileen. Nel 95 ha sfiorato il successo di prestigio nel Gran Premio Roma, secondo posto per lui proprio con Aileen alle spalle del campione del mondo, il tedesco Frank Schlotak. Ed ora, dopo aver visto la premiazione anche di Eddie Dermody, cambiamo disciplina passando dal salto ostacoli al dressage. Il concorso internazionale di Torino trova una sede ideale all'interno del parco di Stupinigi. Inquadrato il rettangolo di gara, la prova rientra nel circuito denominato Castle Cup. Sul rettangolo impegnata la svizzera Christine Stuckelberger in sella ad Aquamarine, un castrone sauro di origine tedesca nato nel 1985. Fuori classe assoluta, Christine Stuckelberger è nata nel maggio del 47, ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal, oro anche alle Controlimpiadi di Rotterdam, ha vinto i campionati del mondo nel 78, per lei 2 finali di Coppa del Mondo nell'87 e nell'88, praticamente è stata la regina di questa disciplina prima dell'avvento delle fortissime tedesche Isabel Fert e Nicole Uphoff. Ha dominato Christine Stuckelberger in lungo e in largo il concorso internazionale torinese, il dressage, disciplina olimpica dal 1912, discende da quell'arte equestre che ebbe origine proprio in Italia, il suo periodo d'oro con la scuola napoletana del XVI e XVII secolo. Il dressage, lo abbiamo ripetuto più volte, può essere considerata l'università del cavallo e ha come fine ultimo lo sviluppo ottimale delle qualità naturali e delle andature del cavallo. Naturalmente i giudici sono chiamati a giudicare l'affiatamento fra cavallo e cavaliere, la sottomissione dell'animale, l'equilibrio, fondamentale l'intesa fra i due partners. La parola d'ordine è armonia e possiamo dire che in questa disciplina la forma diventa sostanza, il cavallo è soggetto attivo nel dressage. L'idea di realizzare il circuito della Classic Castle Cup è nata qualche anno fa dalla volontà della signora Mariette Vitages, giudice internazionale presente qui a Torino, con l'intento di creare un punto focale nel periodo lasciato scoperto dalla Coppa del Mondo. La Classic Castle Cup si articola in 5 tappe europee, tutte organizzate in luoghi prestigiosi che intendono esaltare lo stile, l'eccellenza di questo circuito. Città, luoghi classici per competizioni altrettanto classiche
tenute di fronte a castelli reali, case storiche, palazzi che riflettono in qualche modo la cultura delle singole nazioni che ospitano i vari eventi. Sedi prestigiose sono il castello di Schoten in Belgio, il castello di Christiansborg in Danimarca, il castello di Donaueschingen in Germania, il castello di Stupinigi e poi il palazzo di Addington in Gran Bretagna. Abbiamo visto la fine dell'esercizio della Svizzera Christine Stückelberger nel Grand Prix nella Cour con musica in sella ad Aquamarine. Ed ora con le immagini siamo sull'esercizio di Giorgia Gotti che monta Iorinda, cavalla che appartiene alla Federazione Italiana Sport Equestri, può essere considerata una nave scuola, ha all'attivo 4 titoli italiani. Giorgia Gotti, la ricordiamo, terza ai campionati italiani Young Riders ai Pratoni del Vivaro, è stata tra le migliori in campo italiano. In questa disciplina i binomi devono eseguire un esercizio comprendente movimenti e figure prestabilite al passo, trotto e galoppo, le 3 andature di base, su un rettangolo contrassegnato da lettere d'alfabeto che fissano in modo rigido i punti di partenza ed arrivo di ogni sequenza. Delicato il compito dei giudici che si devono esprimere mediante un punteggio valutando la franchezza, la regolarità delle andature, l'impulso, la sottomissione dell'animale e l'assetto del cavaliere. Zona di premiazione per la svizzera Christine Stückelberger, nota di merito anche per la nostra Giorgia Gotti. E qui, dopo la cerimonia di premiazione, ci si avvia al meritato riposo, si conclude la pagina dedicata agli sport equestri. Restituisco la linea allo studio. Mentre Buenos